L'assessore Gerlando Principato del Comune di Agrigento afferma, dopo la chiusura del 2025, l'andamento del primo trimestre 2026 conferma la solidità del percorso avviato nell'ottobre del 2020 e portato avanti in questi anni nel settore dell'edilizia privata e della regolarizzazione urbanistica. Nei primi 3 mesi del 2026 il Comune di Agrigento ha registrato oltre 829.000 euro di entrate dai permessi di costruzione e circa 151.000 euro dalle sanatorie edilizie precedenti, per un totale che supera i 980.000 euro nel solo primo trimestre dell'anno. È un dato, afferma Principato, particolarmente significativo perché testimonia la continuità amministrativa e operativa che va oltre i singoli esercizi finanziari. Sono risultati che si inseriscono in un quadro ormai consolidato. Dal 2020 a oggi il lavoro svolto ha consentito di generare oltre 6,4 milioni di euro dai permessi di costruzione e più di 5,1 milioni di euro dalle sanatorie edilizie. In particolare nel quinquennio 21-25 sono state esitate complessivamente 2.053 pratiche di sanatoria edilizia, un risultato rilevante se si considera la complessità delle istruttorie e l'arretrato storico. Alla data del 31 dicembre 25 restano ancora da istruire 3.544 pratiche, a conferma della dimensione del lavoro affrontato e della necessità di proseguire con determinazione nel percorso intrapreso. Il dato forse più importante, continua Principato nel suo comunicato, è che in questi risultati non sono episodici ma strutturali. Anche nel 2026 l'attività degli uffici ha mantenuto livelli elevati di produttività e capacità di risposta, confermando la validità del lavoro di riorganizzazione, semplificazione e programmazione portato avanti in questi anni. Risultati che assumono un valore ancora maggiore se si considera che nel corso del tempo gli uffici hanno dovuto operare con una progressiva riduzione del personale, riuscendo comunque, grazie all'impegno dei pochi tecnici e amministrativi rimasti a mantenere standard di efficienza in linea con gli anni precedenti. Proprio per questo, giunti alla conclusione di questo ciclo amministrativo, ritengo doveroso, afferma Principato, dare un riconoscimento pubblico a tutti coloro che hanno reso possibile questo lavoro.